Salve a tutti, vediamo ora un riassunto sulla derivata e sul suo utilizzo. Intanto, che cos'è la derivata? Qui abbiamo il grafico di una funzione e qui abbiamo un valore x al quale corrisponde un valore f di x, quindi qui abbiamo un punto e a noi quello che interessa è la pendenza della tangente al grafico della funzione. Sì, la tangente è la retta quindi che tocca in quel punto il grafico. E allora come ragioniamo? Prendiamo un altro punto qua di coordinata x più h in modo che questa lunghezza sia h e qui possiamo calcolare f di x più h. Allora qui avremo una retta che è la seccante, va a intersecare il grafico in due punti. Però notiamo questo: se noi diminuiamo h, la seccante si avvicina alla tangente. Quando h va a 0, la seccante va a coincidere con la tangente. E a noi interessa in realtà la pendenza della tangente, perché la derivata sarà proprio la pendenza della retta tangente. Quindi intanto guardiamo la pendenza della seccante. La pendenza, ne avevo già parlato, qual è il significato? Quanto ci alziamo rispetto a quanto siamo andati in avanti. Quindi è questa lunghezza fratto questa lunghezza. Questo è f di x più h meno f di x e questo è h. Quindi qui abbiamo f di x più h meno f di x fratto h. Questo, soltanto se questo e basta, si chiama rapporto incrementale della pendenza della seccante. Se noi facciamo il limite per h che va a 0 del rapporto incrementale, troviamo proprio la pendenza della tangente e quindi la derivata. Ecco, adesso qui non lo faccio nel riassunto, ma usando questa definizione si va a calcolare le derivate di tante funzioni elementari e anche, sempre con la definizione, si vanno a verificare delle regole per fare le derivate in modo da non dover ogni volta usare la definizione. Vediamo prima le regole. Se dobbiamo fare la derivata di una costante moltiplicata per una funzione, possiamo portare fuori la costante per la derivata della funzione. Se abbiamo una somma di due o anche più funzioni, semplicemente andiamo a sommare le derivate. Invece per il prodotto non è così semplice. Diciamo, se abbiamo il prodotto di due funzioni f per g, dobbiamo fare la derivata, abbiamo la derivata del primo per la seconda funzione più la prima funzione per la derivata della seconda. Questo può risultare, adesso invece per il quoziente di due funzioni, la derivata, questo può risultare un po' difficile da ricordarsi, quindi io consiglio di ricordarlo con le parole, non con i simboli. Di ricordarlo così: derivata del numeratore per il denominatore meno numeratore per il derivata del denominatore fratto denominatore al quadrato. Ecco, e poi se abbiamo una funzione elevata a una potenza alfa con un alfa numero reale, cosa facciamo? È alfa, la funzione all'alfa meno 1 per la derivata della funzione. E questo sulle potenze, se non ci avete pensato, ci aiuta anche a calcolare le radici di qualche funzione, perché posso scrivere le radici come potenze. Ad esempio, la radice quadrata di f di x sarà f di x elevato a un mezzo. E poi qui ho la regola per la funzione composta. Questa può essere quella più difficile da capire quando si vede per la prima volta. Una funzione f calcolata in g di x, devo fare la derivata. Si fa la derivata della funzione f e la si calcola in g di x e poi si moltiplica per la derivata di g. Poi vediamo qualche esempio. Questa non è tanto facile da capire all'inizio. Vediamo adesso derivate di alcune funzioni elementari. La derivata di una funzione costante è 0, ma questo è chiaro perché funzione costante è una retta orizzontale. Il grafico è la derivata, proprio la pendenza è una retta orizzontale a pendenza 0. Ok, allora derivata di una potenza di x alla n, x alla n meno 1. Derivata di x è 1, che in realtà segue da quello. Se abbiamo un esponente reale, la regola è sempre la stessa. Derivata di x all'alfa è alfa per x all'alfa meno 1. Quindi questo, ad esempio, ci permette di calcolare la derivata di radice di x, che si prende x alla un mezzo. Oppure di 1 fratto x, perché si prende alfa è uguale a meno 1. X alla meno 1 è 1 fratto x. Abbiamo derivata del logaritmo in base a di x è 1 fratto x per logaritmo naturale di a, che ha come conseguenza
come conseguenza possiamo calcolare la derivata del logaritmo naturale. Infatti basta prendere, invece di a si prende il numero e qui il logaritmo naturale di e è 1, e 1 fratto x. La derivata di a alla x è a alla x per il logaritmo naturale di a. Di nuovo, come conseguenza, se noi vogliamo calcolare la derivata di e alla x, qui abbiamo il logaritmo naturale di e che è 1, e e alla x. Quindi attenzione, questa è una cosa particolare: la derivata della funzione e alla x è sempre la funzione e alla x, è uguale alla sua derivata. Derivata della funzione seno è coseno, la derivata della funzione coseno è meno seno. Allora, per trovare la regola per queste due, che si è fatto dalla definizione, adesso anche se qui non l'ho fatto nel riassunto, cosa si usa? Perché bisogna calcolare questo f di x più h meno f di x fratto h. Cioè, in particolare bisognerebbe calcolare ad esempio seno di x più h meno seno di x. Ci si aiuta con queste formule che avevamo visto nella trigonometria, per seno di alfa meno seno di beta e coseno di alfa meno coseno di beta, per calcolare la derivata di questo. Queste formule si chiamano formule Prostaferzi, ad esempio vengono utilizzate per calcolare queste derivate. Poi la derivata della tangente in realtà non servirebbe neanche ricordarsela, basta ricordarsi il seno e coseno, perché si usa la regola per il quoziente, perché tangente è seno fratto coseno, e in base a quella regola si trova comunque uguale a 1 fratto coseno al quadrato, che come avevamo visto in trigonometria è uguale a quest'altra espressione. Queste due espressioni sono equivalenti, tangente al quadrato più 1. Poi derivata di arco seno di x è 1 fratto radice di 1 meno x al quadrato. Derivata di arco coseno di x è meno 1 fratto radice di 1 meno x al quadrato. Derivata di arco tangente di x è 1 fratto x al quadrato più 1. Adesso vediamo un attimo giusto qualche applicazione della regola per la derivata della funzione composta, perché come ho detto non è così facile quando si vede all'inizio. Poi sì, allora dobbiamo calcolare la derivata di seno di x al quadrato, che si scrive anche seno al quadrato x. Comunque bisogna ragionare così: cos'è f e cos'è g? Allora bisogna ragionare così: intanto abbiamo un valore x, che viene calcolato il seno di quel valore e poi tutto viene messo al quadrato. Quindi abbiamo una x che viene calcolato il seno di x tramite la funzione più interna che è g di x, e poi una volta calcolato il seno si mette al quadrato, quindi qui si prende questo valore e si mette al quadrato. La funzione f è quella che mette al quadrato, e quindi usando la regola allora la derivata di f è la funzione che mette al quadrato, x al quadrato. Vediamo qua, è 2x alla prima, insomma è 2x. La derivata di x al quadrato è 2x. Però quella funzione va calcolata nella funzione interna, che è seno di x, quindi 2x calcolato in seno di x è 2 seno x. Questo va ancora moltiplicato con la derivata di g, e la funzione g è seno di x, e vediamo la derivata di seno di x è coseno di x. Usiamo questa cosa anche per un'altra funzione, perché noi qui avevamo già derivata del logaritmo naturale di x, che è 1 fratto x. Però se noi interessa, e poi vedremo anche perché, la funzione logaritmo naturale di valore assoluto di x, anche perché logaritmo di x è definito solo se x è positivo. Invece il logaritmo di valore assoluto di x è definito anche se x è negativo. Sì, ok, non è definito soltanto in 0, perché non si può calcolare il logaritmo di 0, però allora vediamo: per gli x positivi il logaritmo di valore assoluto di x è sempre logaritmo di x, il logaritmo naturale di x. Per gli x negativi si va questo vale il logaritmo naturale di meno x. Calcoliamoci la derivata del logaritmo naturale di meno x. Come funzione composta? La prima funzione prende x e gli associa meno x, e poi si applica la funzione logaritmo naturale. Quindi la funzione più esterna si fa la derivata del logaritmo naturale è 1 fratto x, ma 1 fratto x calcolato nella funzione più interna, quindi 1 fratto meno x. Per la derivata della funzione g, che è la derivata di meno x, la costante si porta fuori, che meno 1 è derivata di x è 1, insomma è meno 1. Adesso qui appunto troviamo 1 fratto x, è uguale, come la derivata di... cioè in entrambi i casi, che x che sia positivo o negativo, la derivata è 1 fratto x. Quindi possiamo dire che derivata di logaritmo naturale di valore assoluto di x è proprio 1 fratto x. Sì, ok, non è definita in 0, ma nessuna delle due funzioni è definita in 0.
Sì, ecco, e come conseguenze, perché qui si può scrivere in generale derivata di cosa? Di logaritmo di valore assoluto di una funzione f di x, sempre facendo la composizione. E cosa sarà? 1 fratto x calcolato in f di x, quindi 1 fratto f di x per la derivata di f di x, e quindi vabbè, l'ho scritta sopra il numeratore. Cosa simile qui per f di x elevato all'alfa, si fa lo stesso ragionamento e quindi si trova alfa f di x all'alfa meno 1 per derivata di f di x. E vediamo che questo perché poi si utilizzerà per altre cose, derivata di arcotangente di f di x. Allora si usa la regola qui 1 fratto x al quadrato più 1, quindi 1 fratto f di x al quadrato più 1, questo per la derivata di f, che l'abbiamo messa qua. Allora, per cosa si utilizzano le derivate, ad esempio? Perché siccome la derivata in ogni punto mi dice quanto è la pendenza della tangente, se noi in un intervallo vediamo che in quell'intervallo la derivata è sempre positiva, significa che la pendenza della tangente è sempre positiva e quindi la funzione cresce. Al contrario, se in un intervallo la derivata della funzione è negativa, la funzione decresce. E non basta, ci dice anche altre cose, ci sono i cosiddetti punti stazionari. I punti stazionari sono quelli per i quali la derivata è uguale a 0. Allora, i punti stazionari ovviamente, se la derivata vale 0, significa che hanno la retta tangente orizzontale. E abbiamo tre tipi di punti stazionari. Abbiamo i punti di massimo, di minimo, e quindi una cosa molto importante è cercare i punti di massimo e minimo di una funzione. Però abbiamo anche questa possibilità del punto di sella, abbiamo una cosa del genere, perché qui la funzione cresce, qui cresce, però qua la tangente è orizzontale. È tipico il punto di sella per la funzione y, la funzione x alla terza, f di x e x alla terza, è proprio un punto così. Ok, e poi si può calcolare anche la derivata seconda, cos'è? È la derivata della derivata. Sì, allora si vede questo, se la derivata seconda in un intervallo è positiva, la funzione è convessa. Allora, qui abbiamo convessa e concava, anche se il concetto convesso e concavo bisogna vedere rispetto a cosa, infatti rispetto a come guardiamo l'asse y, l'asse y lo guardiamo così, quindi incontriamo qui questa curva, e questa è convessa, e se ci muoviamo così questa la vediamo come concava. Sì, allora ci dice se la concavità o la convessità di una funzione in quell'intervallo. Questo ci ricorda un po' le parabole, perché se ricordate, se avevamo la parabola ax al quadrato più bx più c, allora se il coefficiente a era positivo, come qua la derivata seconda è positiva, una parabola rivolta verso l'alto e rivolta verso il basso se il coefficiente era negativo. Adesso questo bisogna prenderlo in modo flessibile, perché la funzione potrebbe anche non essere così, potrebbe essere anche solo questo pezzo o solo questo pezzo, anche qua stessa cosa. La derivata si usa anche per il teorema di Hopital, allora, che serve per calcolare certi limiti che non riusciamo a calcolare in altro modo. Comunque insomma, si può calcolare dei limiti del quoziente di due funzioni, limite per x che va a alfa di f di x fratto gx. Questo alfa può essere un numero reale, ma potrebbe essere anche infinito, limite per x che va a infinito anche volendo. E si trova che questo è uguale al limite per x che va a alfa della derivata di f fratto la derivata di g. Attenzione che questo non è la derivata del quoziente, la derivata del quoziente è un'altra cosa, però questo semplicemente i limiti sono uguali. Ci dice questo, e poi questo è ancora un quoziente, quindi volendo si può applicare di nuovo il teorema di Hopital, e questo abbiamo trovato anche più volte. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.